Andiamo a parlare adesso dell'attesa presentazione del consorzio di imprese che ha il compito di far rinascere il calcio a Treviso. Eccolo il logo della nuova avventura che inizia. Il cuore è la scritta Treviso siamo noi e la cornice non poteva che essere lo stadio Tenni, il luogo simbolo per antonomasia del calcio trevigiano. Diventa così ufficiale il progetto a lungo inseguito dal consorzio di imprese per far rinascere il calcio a Treviso. E credo che questo nome rispecchi esattamente quali sono i valori che fondano questo gruppo, che sono Treviso, amore per la città e amore per lo sport. Allora sindaco, è un grande giorno, emozionato? Sì, molto emozionato perché, come ci siamo sempre detti, a Treviso mancava in questi anni una realtà calcistica importante, proprio per dare uno scopo anche a tutti quei bambini che oggi giocano a calcio e che da sindaco volevo continuare a dargli la possibilità di sognare un giorno di indossare la maglia biancoceleste. Grazie all'impegno dei primi 10 fondatori di questo consorzio, Treviso siamo noi. Questo sogno può continuare ad esistere. Ricordo che è un consorzio aperto, quindi ci sono i primi 10 fondatori, già ci sono decine di aziende che vogliono sposare questo progetto. 10 le aziende fondatrici del consorzio, riunite dal brand Treviso siamo noi e dalla voglia di sviluppare un piano non solamente sportivo ma anche partenariale, sociale e territoriale. Ma entro l'anno se ne aggiungeranno anche altre, una quarantina gli imprenditori che hanno chiesto informazioni per aderire. Sicuramente lanciamo un appello a tutte quelle aziende che vogliono addentrarsi a questo progetto, che ci vogliono credere, che vogliono regalare un sogno e anche, diciamo, mettersi in gioco, perché no? Il consorzio nelle prossime settimane avvierà delle serate di incontro in cui nuovi imprenditori potranno capire come aderire, quali sono i costi e quali gli step del progetto, con un obiettivo: mettere in rete le aziende, organizzando eventi sportivi ma anche sociali che faranno crescere la società sportiva e le stesse imprese. Con un modello di riferimento, il Consorzio Universo Treviso, che ha riportato in alto il basket trevigiano. E poi c'è la parte tecnica, con lo scopo di far tornare grande una realtà capace solo pochi anni fa di assaggiare la Serie A. È l'inizio di un sogno, ma sicuramente è l'inizio di un percorso che vedrà sicuramente delle difficoltà, ma penso che potrà anche essere parco di molte soddisfazioni. Il prossimo appuntamento entro luglio sarà la presentazione ufficiale della nuova squadra con la prima maglia del calcio Treviso che verrà indossata dal sindaco Conte. Un sindaco Conte che nel prossimo servizio parla anche ovviamente di quello che deve essere la casa del nuovo Treviso Calcio e l'importanza di doverla riqualificare in fretta. Anche lo stadio sta cambiando volto. Lo stadio piano piano cambierà volto perché stiamo facendo dei lavori di riqualificazione, in parte verranno realizzati dall'amministrazione comunale perché metteremo a norma gli impianti antincendio e tutta una serie di altri lavori legati all'agibilità della struttura e una parte verranno invece affidati proprio al consorzio che si farà carico di alcuni lavori di riqualificazione dello stadio per farlo tornare ad essere quel gioiello che ha fatto sognare tanti trevigiani che alla domenica venivano a tifare il Treviso Calcio. Vedrete già a partire dall'ingresso, dalla biglietteria, che si tornerà ad entrare proprio da quell'ingresso sotto la scritta Omobono Tenni che per tanti anni ha emozionato tutti noi. Troppe volte ho sentito parlare al Tenni facciamo un parcheggio, un parco, stavo male. Questa è la culla del calcio trevigiano, purché ho sempre detto alle spalle ci sia un progetto sportivo serio. Oggi finalmente, dopo 10 anni, un progetto sportivo serio a Treviso ce l'abbiamo. Era una delle mancanze più gravi e dispiaceva francamente che alla domenica non si potesse venire al Tenni a tifare Treviso Calcio. Oggi questo Treviso Calcio vince soprattutto all'interno della sede societaria perché finalmente c'è una società seria con dei valori.